Comunque, Fernando, ma dato che sei l'unico che sei stato a Forrotto, no? Ci vuoi raccontare un po' come è andata? Perché io partirei da questo. No, guarda, allora ti dico, io sono arrivato venerdì alle 3 perché ho avuto un po' di problemi a partire da Udine il giovedì sera, quindi sono partito il venerdì mattina con la macchina. Sono arrivato a Fuorigrotta, c'era l'inferno. Infatti non so se sentite la mia voce ancora un po' rauca perché c'è Ci stato credo. veramente... Che poi da una parte io mi innervosivo perché dicevo ragazzi, cioè calma, sembravano i festeggiamenti di 2 anni fa quando il Napoli vinse lo scudetto già da gennaio. E invece io avevo, sai, in mente sempre il discorso è comunque la dovevi vincere la partita, perché comunque l'Inter, infatti, tant'è vero che quando poi segna l'Inter il gol dell'1-0 e il Napoli ancora non aveva sbloccato, c'è stato fino al gol di McTominay un silenzio tombale, perché è come se il gol dell'Inter ci avesse riportato un po' alla realtà, no? Che lo potevamo anche perdere, perché Assolutamente sì. prima dell'inizio della partita la sensazione di perderlo non c'era, capito? Poi È vero, è vero perché pure io onestamente fino al fischio d'inizio era come se, cioè, capito, c'era una convinzione di dire ok, cioè, cioè, ce lo tu lo andiamo a sapevi che prendere. c'era la possibilità di perderlo, però non era proprio contemplata l'idea di poterlo perdere. Non so se riesco a spiegarmi la sensazione che si viveva, no? Invece poi quando segna De Vrij il gol dell'1-0, il Napoli era ancora sullo 0-0